Gioia, ciao Gioia, come siamo? Ne cominciamo che lamenti, ne cominciamo che lamenti. Guarda, oggi ti vedo magari più colorito, sì, ne cominciamo. Che si ricicca, come va? Aspetta un minuto, aspetta. No, non me ne stai venendo quando mi piglia la seccia. E mi stai a nicchia con te, ti faccio a nicchia compagnia. Io, come sogno io? Da quando mi hai lasciata sola non mangio più. No, solo pasta con euro resicci. Perché io il lutto lo porto solo di fuori, anche dentro, gioia mia. Ora sogno qua. Buongiorno. Buongiorno. Vita mia, eccomi qua. Scusami per il ritardo, amore, ma sai, ho dovuto portare la bambina a danza. Poi sono passata dalla manicure perché mi si era rotto un'unghia e così. Vedi, amore, in tuo onore l'ho fatto nero. Mi scusi, signora. Sì, prego. Ho l'impressione che noi due ci conosciamo da qualche parte. Potrebbe essere. Per caso chi ha fatto la bidella in qualche scuola del Fortino? La bidella, io? Ma signora cara, io non ho mai avuto bisogno di lavorare perché il mio amore, il mio caro marito, mi ha sempre mantenuto. E come? Sa, lui era un capitano dell'edilizia. Costruttore? Capocazzuola. Sotto di lui tanti operai. Pappalardo. Ma per caso che c'ha? Una figlia che fa l'artista? Oh, la conosce già solo con il cognome. Oh, forse ha riconosciuto me. E già perché le madri delle artiste sono un po' artiste anche loro. Oh, è vero, sì, è proprio lei. Però anche a me sembra di conoscerla. Mammana. Sì. Mammana, mamma mia, mammana! Ma come non ci conosciamo? Ma certo! Sa dove ci siamo conosciuti? A Palermo, al concorso per Miss Conca d'Oro. Ma si ricorda? Cara! Oh, sì che mi ricordo, come no? Sì, adesso mi ricordo, sì. ma sa, come la potevo riconoscere tutta vestita di nero? Allora era vestita tutta di rosso, che pareva un gabibbo. Sì, in effetti anch'io non potevo ravvisarla così, tutta acconciata di nero. Sì, allora era tutta elegante, tutta ingioiellata. Pareva da Vallera Robubo, una bestia. E se non ricordo male, la sua ragazzina era quella con tirabaci sulla fronte, il numero 19. La Lappara? No, signora, ma che dice? La mia bambina era la numero 23. Oh, senza disprezzare le altre. La più bella di tutte. Ah, sì. E se la ricorderà sicuramente, tipo mediterranea, preso dalla mamma. Un bel seno, il petto palomino, capelli neri, lunghi con le boccole, signore, poi le misure. 90, 60, 90, non le dico altro. Diglielo, amore, dopo di lei il buio. E allora era quella alta come a Pippo Baudo? No, quella più corta del Riccardo Cocciante. 90 è l'altezza, signora, 60 alle spalle e 90 ai fianchi. Una vera bambolina. Mi aveva una nassa per figlia. E se non ricordo male, è stata squalificata da concorso, vero? Ingiustamente, signora mia. Oh, ingiustamente. Questi giudici, questi giurati popolari non ne capiscono niente di bellezza mediterranea, no? Tutto un altro mondo, la mia è una bambolina di biscuit, non è vero? Sì, queste sue inganderanno proprio. E si ricorda invece lei della mia figliuola? sì, credo di rammentarla. Se non sbaglio, vero amore, aiutami con la memoria, era quella ragazzina
mingherline con le treccine. No, signora, si sta sbagliando proprio, perché la mia figliuola, 90 centimetri, ha solo le cosce. Tanto che ha vinto il concorso Miss Coscialunga. Ma lo sapevi, la mugliateria. D'altronde, guardi qua, è la mia fotocopia. Sì, me l'immagino proprio. Ma come c'è finita col concorso? Ha fatto carriera poi? Oh, mia figlia è stata esperta, anzi spertona. Sai che ha fatto? Si è chiamato in disparte il direttore della giuria. Quello, come l'ha vista così bella, ma così bella, se l'è portata nel suo camerino e si è fatto fare un bel provino sul PID, sì. Ah, signora, che si sentiva di là fuori? Ah, i gorgheggi. Oh. L'autoambulanza poi fa più. Un festival vero e proprio. E non è finita qua, sa? No. Se la porterà a Roma. Sì, e le ha promesso che le farà fare tanti altri provini coi gorgheggi a tutto il resto della compagnia. E che vuole? Queste sono soddisfazioni, no? Ah no, mia figlia no, invece purtroppo non è esperta come sua figlia. Ah no, la mia bambina non ci sa fare con gli uomini, non ne prende proprio nulla. Infatti io l'ho detto per non farle avere delusioni. Mammina, quando hai a che fare con un uomo di sesso maschile, prima ne passare su Tarimia e poi dopo si parla. Ah sì. E poi sua figlia col canto, mia figlia invece per la danza, è una danzatrice. Si deve figurare che a 2 anni nella culla faceva certe pirette. E poi a 5 anni A cascare la naga, indappava nasca. l'ho portata a Verona a partecipare al Cigno d'Argento, signora. Ha fatto la morte del cigno. Ah, come muore mia figlia non muore nessuno, signora. Si deve figurare che prima ha incominciato a sbattere le ali di qua e poi sbatteva le ali di là e poi mori o non mori e mori o non mori. Uno del pubblico si è alzato e ci disse: vedi che fai, muore solo oppure dai a sparare io. E l'ovazioni che ci hanno lasciato correre, Con signora. tutto rosso l'ovazione. E fiori. I fiori con tutta la... Fiori. Ah, niente a che fare con una voce banalissima come quella di sua figlia. No, signora. No. Ora lei che fa? Volesse paragonare a mia figlia una carusazza rimettere in 90 con un pettolo senza lazzata di sua figlia a sinistra. Cosa l'aria che non sia un carrezza canuta, perché io un c'hai a destra ti ci metti veri, io un c'hai i veri ti ci metti a destra, a mia figlia tu pettolo calazzata, ma prima di mondo era mia figlia, da lavare a ucca 100 volte. Senti, il povoto mi arrappato. Vedi che non discuto perché c'è un profumo, io ti aspetto che si mutticende. Ma vieni io! Ti aspetto fare le ciccangetti e ti ci faccio tornare a casa perché per andare avanti. Cammina l'aria che non sia, a mia figlia tu pettolo, cammina che non ammazza, Cammina fast. Graziato. E senti, vedi che ti arrivo che per vincere i concorsi 3 sono le parole importanti: bellezza, altezza e intelligenza. Ragione hai, 3 sono le parole: bottana, maci,